a tutti da Paolo Stefan, direttore del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, qui oggi con voi per parlare di comparto garantito e quindi in generale anche di comparti di investimento. Perché ci concentriamo sul garantito? Beh, perché va di moda e soprattutto perché interessa molto agli aderenti contrattuali, quelli dell'artigianato, quelli per i quali stiamo sostanzialmente mettendo a punto anche questi video. Gli aderenti contrattuali sono per contratto indirizzati proprio al comparto garantito, un po' come succedeva nel 2007 per i lavoratori che tacitamente entravano nel mondo della previdenza complementare. È vero infatti che tutti i fondi pensione negoziali devono mettere a disposizione dei loro aderenti un comparto che offra la garanzia di restituzione del capitale e di un rendimento minimo comparabile, attenzione alla parola, con la rivalutazione del TFR in azienda. Qual è dunque la misura di garanzia? Qual è la rivalutazione del TFR in azienda? 1,5% parte fissa, parte variabile, 75% dell'indice di rivalutazione Istat. Se l'indice di rivalutazione Istat fa 2%, 75% di 2 fa 1,5%, più 1,5% di parte fissa, 3% la rivalutazione del TFR. Nello scenario attuale, inflazione 0, 75% di 0 fa 0, mi rimane solo la parte fissa. Ecco quindi che in uno scenario severo dal punto di vista finanziario come questo, il TFR rende l'1,5% l'anno e quindi i comparti garantiti dovrebbero produrre rendimenti comparabili con questo 1,5%. Qui è un punto di forza di Solidarietà Veneto. Il comparto garantito TFR di Solidarietà Veneto si chiama proprio così, TFR, perché garantisce esattamente la rivalutazione del TFR e questo è il motivo per cui il comparto è uno dei punti di forza allo stato attuale di Solidarietà Veneto. Dal 2007 ad oggi, quindi, il rendimento minimo offerto dal comparto è pari alla rivalutazione del TFR. Questo anche quando il rendimento di mercato che il fondo è tenuto a pubblicare è inferiore a tale soglia. Il caso tipico? Il 2018. Tutti i comparti garantiti di sostanzialmente tutti i fondi pensione hanno avuto rendimenti negativi a causa dello spread. Poco male per noi, perché non si guarda soltanto il rendimento finanziario, ma il minimo garantito, cui ogni lavoratore potrà beneficiare, ad esempio quando chiude la posizione per pensionamento, oppure magari se al 30 giugno del 2020 questo lavoratore risulterà iscritto a Solidarietà Veneto. Ricordiamo bene questa data, perché termina la convenzione di gestione con Cattolica Assicurazioni. Tutti i lavoratori che risulteranno iscritti a quella data al comparto garantito avranno un conteggio nel quale si verificherà se la posizione loro individuale calcolata a partire dai rendimenti finanziari è inferiore o superiore al minimo garantito. Dovesse essere inferiore, sarà integrata dalla compagnia, da Cattolica Assicurazioni. Quindi insomma non andiamo tanto dietro alle chiacchiere di qualcuno che va in giro dicendo guarda qua i fondi negoziali hanno avuto rendimenti negativi nel 2018, dov'è la garanzia? No, è proprio in questo caso che la garanzia c'è ed è anche forte e soprattutto va valorizzata per il fatto che in un fondo come Solidarietà Veneto questa garanzia costa molto poco. E dopo il 30 giugno del 2020, lì ce la racconteremo a seconda dei tassi che avremo in questo scenario. Nel frattempo però, se qualcuno decidesse di liquidare la posizione da qua al prossimo anno, sappia che ha a disposizione anche uno strumento interessante che vedremo in un prossimo video, le rendite, dove lì il rendimento minimo garantito, almeno fino alla fine dell'anno, è del 2%.